Questa sera a Napoli si è diffusa una notizia urgente e nessuno si aspettava quest'ultima rivelazione. Siamo qui per condividere alcune notizie emozionanti che potrebbero plasmare il futuro del nostro club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le notizie più recenti e rilevanti. Prima di addentrarci in questo emozionante argomento, vi invitiamo a mettere mi piace a questo video e a condividerlo con i vostri amici. Dopo la partita contro il Cagliari nel campionato italiano, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato in un'intervista ad AON del pareggio in trasferta contro il Cagliari, evidenziando i principali problemi della squadra. Calzona ha sottolineato l'importanza della mentalità e della concentrazione, osservando che la squadra ha avuto un inizio di partita difficile, perdendo il possesso nel primo tempo ma migliorando nel secondo. Ha riconosciuto che, pur avendo segnato dei gol, ha perso 2 occasioni cruciali per aumentare il vantaggio. Il tecnico azzurro si è soffermato anche su vari aspetti della prestazione del Napoli, sottolineando le difficoltà mentali e fisiche affrontate dalla squadra. Ha espresso frustrazione per gli errori commessi, in particolare per il gol subito, e ha riconosciuto che il primo tempo della partita è stato insoddisfacente, anche se ha notato miglioramenti in alcuni momenti della ripresa. Calzona ha sottolineato l'importanza dell'organizzazione in campo come punto positivo, indicando che questo potrebbe essere un punto di partenza per la ripresa della squadra. Ha anche parlato della Champions League, sottolineando che finché ci saranno possibilità matematiche, la squadra continuerà a lottare. Tuttavia, ha riconosciuto che l'attenzione immediata deve essere rivolta alla prossima partita contro il Sassuolo, perché la squadra non può permettersi di perdere punti. Calzona ha parlato anche del rapporto con i 2 talenti del Napoli, sottolineando che Kvara sta cercando di essere all'altezza delle aspettative e che, nonostante sia introverso, sarà presto un aiuto prezioso per la squadra. Per quanto riguarda Osimhen, ha detto che il giocatore era solo stanco, soprattutto dopo la partecipazione alla Coppa d'Africa, e che la sostituzione è stata una misura per farlo riposare. Il tecnico vuole ora sentire il parere degli appassionati tifosi del Napoli. Cosa ne pensate? Lasciate la vostra opinione qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di notizie, perché torneremo presto con gli ultimi aggiornamenti sul Napoli.